Ieri ad Adria, al Parco degli Alpini o Parco Grandi, si è tenuto un evento nell'ambito Adria Città che Legge, organizzato per il Patto della Lettura, presentato da un gruppo di ragazzi del Forum dei Giovani di Arte Flood e appoggiato dalla Libreria Libri Appesi con la collaborazione della Biblioteca Comunale e dalla Proloco. Dopo l'intervento del sindaco Omar Barbierato con delega alla cultura e dell'assessore alle politiche giovanili Micheletti, si è inserita nella maratona di lettura per Veneto che legge la lettura dell'epilogo del deserto dei Tartari di Buzzati, al quale poi l'assessore Micheletti ha dato una valida interpretazione. Al termine è stata presentata Alice, una ragazzina tredicenne, alla quale all'età di 2 anni un mostro ha portato via la vista. Questa è la frase usata dalla mamma per descrivere la tragedia vissuta da questa bambina che ha poi dovuto passare anni in terapia. Neppure ora la sua vita è più facile. La sua famiglia ha trovato molte difficoltà per farla vivere nella normalità, ma per chi come lei non può vedere, anche la disponibilità di libri in braille è quasi inesistente. L'amministrazione comunale ha quindi avviato un progetto che permetta una più celere reperibilità degli stessi e inoltre alcuni libri ieri, in occasione di Veneto che legge, le sono stati donati dal sindaco e dalle sezioni di Adria e di Portoviro dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ieri pomeriggio è poi proseguito parlando del Vajont, che il 9 ottobre ricorda la tragedia avvenuta nel 1963, ammirando le danze delle ragazze del Centro Studi Danza Artalide, a cui sono seguite altre letture, canti e intrattenimento. Un pomeriggio all'insegna della lettura e della cultura a 360 gradi, spaziando nelle varie discipline, abbracciando chi soffre di disabilità. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della, della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente all'interno del territorio nazionale.